the people have the power. Va ora in onda Comeback. Rollin', 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 rollin'. Buonasera, bentornati a Comeback da Stefano Graziosi, il nostro spazio bisettimanale dedicato alla politica americana con un occhio in particolare all'amministrazione Trump e a quelle che sono le sue dinamiche più o meno burrascose con il Congresso e con il resto del mondo. Non è un periodo facile questo per il presidente americano, ne abbiamo già parlato lunedì scorso, ha diversi problemi all'interno del suo stesso partito e in queste ore c'è, diciamo, sul tavolo un paio di dossier abbastanza spinosi che in qualche modo non gli stanno rendendo troppo la vita facile. Innanzitutto continua, come sempre, la telenovela del muro al confine con il Messico. Il Senato probabilmente voterà contro, lo sapremo a brevissimo, e nel momento in cui questo accadesse il presidente, visto che già la Camera si è espressa nello stesso modo, il presidente sarebbe pronto a porre il veto sul provvedimento, quindi pur di mantenere in piedi l'emergenza nazionale da lui invocata per costruire appunto questa barriera al confine meridionale, o meglio per ottenere i fondi federali onde poi arrivare alla sua realizzazione. Ma il muro non è l'unico problema che in queste ore Trump si sta trovando a dover affrontare. C'è un'altra questione abbastanza spinosa che continua comunque a riguardare sempre il Senato e sempre un manipolo piuttosto agguerrito, finanche organizzato, di repubblicani che in qualche modo gli fanno la guerra. Ieri appunto il Senato si è schierato a maggioranza contro il presidente e lo ha fatto sulla campagna militare che dal 2015 l'Arabia Saudita sta conducendo nello Yemen. Voi sapete che in Yemen appunto dal 15 è in atto una vera e propria guerra civile che vede sostanzialmente una coalizione a guida saudita sostenuta dagli Stati Uniti combattere contro i ribelli locali che sono a loro volta foraggiati e supportati dall'Iran, che è il grande nemico, il grande rivale dell'Arabia Saudita nello scacchiere medio orientale. Tra Arabia Saudita e Iran le divergenze sono molteplici, a partire dal piano religioso. Il governo di Riyadh è sunnita, Teheran è sciita, ma al di là di questo poi ci sono divergenze in termini di carattere innanzitutto economico e poi sicuramente geopolitico. Sono le due potenze che in qualche modo si contendono almeno dal 79, cioè dai tempi della rivoluzione khomeinista, si contendono appunto la leadership, il controllo e l'egemonia sullo scacchiere internazionale. Ebbene, con questa risoluzione che il Senato americano, una risoluzione bipartisan che il Senato americano ha approvato ieri, di fatto
fatto si prevede che gli Stati Uniti debbano fondamentalmente azzerare, tagliare i vari aiuti che fino ad oggi hanno appunto portato a favore dell'Arabia Saudita, in quello scenario particolare che è lo Yemen, in questa guerra particolarmente sanguinosa. Gli Stati Uniti sono intervenuti a favore dei contingenti di Riyadh in termini economici, di supporto anche logistico, di hardware e così via. E quindi questi aiuti, questo sostegno attraverso tale risoluzione dovrebbero appunto venire definitivamente meno. A meno che questo sembrerebbe essere la postilla, in qualche modo l'eccezione prevista da tale risoluzione, a meno che non ci siano delle forze impegnate direttamente contro organizzazioni terroristiche tipo Al-Qaeda, che nello Yemen ancora diciamo ha una certa vitalità, ma fatto salvo quei casi lì, ecco, gli Stati Uniti si ritirerebbero dal sostegno nei confronti dei sauditi nella guerra civile contro lo Yemen. Dicevo, è stata una risoluzione che il Senato ha approvato a maggioranza relativamente larga, 54 voti a favore contro 46 contrari. L'approvazione è stata dettata dal fatto che da una parte i democratici, che al Senato sono minoranza, ricordiamolo, hanno votato compattamente, e dall'altra perché una serie, appunto dicevamo prima, di senatori repubblicani hanno voltato le spalle al presidente e alla maggioranza del loro stesso partito per votare a fianco dei democratici. Il leader della maggioranza al Senato, Mitch McConnell, ha tentato fino a ieri, a poche ore dal voto, di tenere serrati i ranghi del Partito Repubblicano, ma non c'è riuscito. E quindi una serie di senatori repubblicani hanno fatto, diciamo così, di testa propria. E possiamo anche, diciamo, come dire, cercare di capire in base alla figura quali possano essere state le motivazioni alla base di questa scelta. Tra i repubblicani che hanno votato contro, in un certo senso, al presidente, se così possiamo dire, figurano per esempio nomi come quello della senatrice del Maine, Susan Collins. Susan Collins è una repubblicana centrista che da sempre ha delle posizioni relativamente critiche nei confronti di Donald Trump, soprattutto per quanto riguarda le sue politiche in termini di immigrazione, ma anche sulla Corte Suprema, sulle scelte dei giudici di Trump in passato ha avuto qualcosa da dire. E poi abbiamo altri nomi come quello, per esempio, del senatore del Kentucky Rand Paul. Questo è molto interessante da analizzare perché, vedete, Rand Paul è a capo all'interno del Partito Repubblicano americano di quella corrente minoritaria ma molto agguerrita che si chiama appunto Libertarians. Sono fondamentalmente i libertari, cioè una corrente che in politica estera prevede, sostiene in un certo senso una prospettiva tendenzialmente isolazionista, non vede di buon occhio l'idea che l'America debba fare un po' il poliziotto globale, e Paul in questo senso è sempre stato un aspro critico del regime di Riyadh. Perché quel regime ha nel corso degli anni, come vedremo anche a breve, intrattenuto relazioni tali con gli Stati Uniti, sia di carattere geopolitico che economico, da far sì appunto che quell'interdipendenza internazionale che lega Washington al resto del mondo, nella fattispecie in questo caso proprio la monarchia saudita, rimanesse vigorosamente in piedi. Quindi vede Riyadh non solo Paul come un pericolo per tante ragioni, soprattutto sul fronte del terrorismo, ma vede l'Arabia Saudita anche come un problema per questa interdipendenza internazionale che impedirebbe, secondo lui, a Washington di ritrarsi un po' dal resto del mondo e starsene beatamente a casa propria. Sicuramente la Casa Bianca non ha
preso bene la risoluzione votata ieri dal Senato sull'Arabia Saudita. Donald Trump sta cercando, e non da oggi, di mantenere saldi i rapporti con uno storico alleato come appunto è Riyadh, ma come sappiamo le relazioni tra i due paesi, che non sono mai state, diciamo, sempre lineari ed idilliache, lo vedremo a breve, queste relazioni però ultimamente, negli ultimissimi mesi, hanno subito un vero e proprio scossone a causa dell'omicidio del giornalista Khashoggi, ricorderete, appunto qualche mese fa, e quindi quell'omicidio per cui è stato di fatto incolpato il principe ereditario saudita Bin Salman ha portato non solo i parlamentari democratici ma anche svariati repubblicani, non da oggi, non da ieri, a schierarsi, non dico proprio contro l'Arabia Saudita, ma ad assumere una posizione molto critica nei confronti del regime di Riyadh, una posizione che la Casa Bianca costantemente in queste settimane ha rispedito al mittente, così come vi dicevo ha rispedito al mittente questa risoluzione. Perché? Perché scommentava ieri appunto l'ufficio stampa della Casa Bianca, questa risoluzione sarebbe imperfetta, partirebbe da una premessa errata, aggiungendo poi, cito testualmente, che tale risoluzione solleverebbe serie preoccupazioni costituzionali. Perché la Casa Bianca sostiene questo? Perché dice il Senato e poi la Camera, quando voterà tra oggi e domani per approvare a sua volta tale risoluzione, avendo la Camera la maggioranza democratica non sarà un problema farla passare, però ecco, questa risoluzione verrebbe, questa è la tesi della Casa Bianca, a inficiare, a limitare un potere che la Costituzione attribuisce di fatto al Presidente degli Stati Uniti, che è quello di essere comandante in capo, commander in chief. E quindi diciamo è come se fosse, dice Trump, comunque il suo ufficio stampa, è come se fosse un'indebita invasione di campo del potere legislativo all'interno di quello esecutivo. Una posizione molto chiara, quella dello Studio Vale, che però trova in qualche modo il contrasto da parte del senatore del Vermont e attualmente candidato alla nomination democratica Bernie Sanders, che tra l'altro è stato sponsor di questa risoluzione al Senato, e Sanders ha ribattuto dicendo no, è in realtà il Congresso che deve occuparsi eventualmente di dichiarare le guerre, non è l'esecutivo. E quindi in realtà Sanders ribalta la prospettiva della Casa Bianca dicendo questa risoluzione è pienamente costituzionale e anzi verrebbe a ripristinare un principio costituzionale che negli ultimi anni, già a partire dalla presidenza Obama, è venuto, come dire, un po' meno, cioè le azioni, le iniziative belliche sono state prese un po' troppo alla leggera direttamente dal Presidente, senza spesso passare per il Parlamento, passare appunto per il Congresso. Trump anche su questo punto, anche su questa risoluzione, nel momento in cui passasse alla Camera, come accadrà probabilmente con la questione dell'emergenza nazionale per il muro, ha già minacciato di voler porre il veto. E la Costituzione glielo consente. Quando il Congresso licenzia, approva leggi che non aggradano al Presidente, il Presidente può di fatto bloccarle in questo modo, fermo restando che però la stessa Costituzione preveda che il Congresso possa a sua volta girare il veto se riesce ad ottenere una maggioranza qualificata pari a 2/3 di deputati e senatori. Ovviamente si tratta di una maggioranza qualificata piuttosto elevata, piuttosto ampia, che è sempre abbastanza difficile raggiungere.
Ciò detto, va però ricordato un precedente, ovvero che l'unico caso in cui un veto di Barack Obama è stato un presidente che ha messo diversi veti, Trump per ora neanche uno ad oggi, Obama ne ha messi diversi, però l'unico caso in cui un veto posto da Obama riuscì ad essere aggirato dal Congresso fu quando lo stesso Congresso bloccò il tentativo da parte di Obama di bloccare quella legge che consentiva alle famiglie delle vittime dell'11 settembre di citare in giudizio proprio l'Arabia Saudita nei tribunali degli Stati Uniti. Quel veto fu superato con una maggioranza schiacciante in Senato, 97-1. Questo vuol dire che dunque la questione saudita in generale, poi ovvio che bisogna, come dire, vedere, spacchettare di volta in volta le singole realtà contingenti, ma la questione saudita è qualcosa che nel Parlamento americano viene molto sentito da deputati e senatori. Questo può essere per varie ragioni geopolitiche, ma io credo anche ragioni legate a dinamiche interne. Sondaggi più o meno recenti mostrano infatti che, tendenzialmente almeno, l'elettorato americano non abbia poi così in grandissima simpatia all'Arabia Saudita e quindi potrebbe in realtà alla fine esserci dietro anche un meccanismo in base a cui i vari deputati e senatori sanno di avere a loro volta delle basi elettorali che con l'Arabia Saudita insomma non vogliono granché avere a che fare. Quindi su questo tema, soprattutto dopo l'11 settembre, si nota spesso, lo vediamo oggi, lo vedevamo ieri nel 2016 con Obama, si notano spesso dei provvedimenti bipartisan che vedono appunto d'accordo tanto i repubblicani quanto i democratici per cercare di colpire, punire o comunque limitare l'influenza saudita nell'ambito della politica e dell'economia americana, anche se poi spesso questo può dare, per così dire, origine a dei problemi che non sono, insomma, neanche di poco conto. Infatti, il punto è che le connessioni, i legami che intercorrono tra Washington e Riyadh sono legami profondi e sono legami che ancor prima che le questioni strutturali riguardano spesso, come dire, affiliazioni o connessioni inerenti a singoli personaggi dell'establishment politico americano, sia democratici che repubblicani. Non dobbiamo difatti dimenticare quelle che sono le storiche connessioni della monarchia saudita, innanzitutto con la famiglia Bush. Con la famiglia Bush, in particolar modo, direi anche nella fattispecie con Bush padre e in parte anche con Bush figlio. E poi quelle che sono le connessioni anche abbastanza recenti che il regime di Riyadh intrattiene con la famiglia Clinton. Ricorderete che quando ci fu la campagna elettorale per le presidenziali del 2016, Riyadh si schierò di fatto a favore di Hillary Clinton e se andate a vedere nel sito della fondazione privata della famiglia Clinton, la controversa Clinton Foundation, ebbene la monarchia di Riyadh negli ultimi anni compare tra i maggiori finanziatori di quella stessa fondazione, tant'è che Hillary Clinton fu molto criticata ai tempi del suo servizio come segretario di Stato durante il primo mandato di Barack Obama, perché molti la accusarono di conflitto di interessi oltre che di incoerenza, visto che Hillary ha sempre, diciamo così, propugnato una posizione tendenzialmente femminista a favore dei diritti delle donne e poi andava sovente
praticamente a braccetto con altissimi funzionari e ministri proprio del regime di Riyadh, paese che insomma in termini di difesa dei diritti femminili lascia abbastanza a desiderare. Quindi innanzitutto c'è questo tipo di rapporto, che è un rapporto, come dire, da pari a pari tra singole figure o singole famiglie, se vogliamo, dell'establishment di Washington, in quello che è un maggiore o minore rischio di conflitto di interessi, ed è un problema questo che, se vogliamo, risulta trasversale a quelli che sono appunto i principali partiti statunitensi, che quindi vanno dai repubblicani ai democratici, dai Bush ai Clinton. Ma andando al di là di queste relazioni controverse, i problemi che con questa nuova risoluzione l'America, e nella fattispecie Donald Trump, rischiano di ritrovarsi sul tavolo sono numerosi e appunto sono problemi che riguardano sia la geopolitica sia l'economia, perché, come dicevo prima, questi due paesi sono strettamente interdipendenti, e lo sono tanto per questioni di influenza nello scacchiere medio orientale, dove l'Arabia Saudita continua ad essere ancora oggi, nonostante tutto e nonostante gli attriti, uno dei principali e storici alleati di Washington, quanto dal punto di vista economico, perché, come avremo modo di vedere nella seconda parte di questa trasmissione, ebbene, i legami economici tra Washington e Riyadh non riguardano solo il petrolio, come appunto si potrebbe ritenere. Questo era, diciamo, un legame storico che ancora oggi prosegue, anche se in forma ridotta rispetto al passato. Ma il grande tema, o meglio l'altro grande tema, riguarda poi tutto quello che è il comparto dell'industria bellica americana, ed è lì che casca il proverbiale asino, ed è lì che noi dobbiamo andare a vedere per cercare di capire quali sono le strategie che la Casa Bianca sta adottando rispetto a Riyadh, proprio non solo in questi 2 anni, ma in questi stessi giorni e in queste stesse ore. Perché Donald Trump, che è stato un grande critico, lo vedremo a breve, dei sauditi nel 2016, adesso invece nutre questo e mantiene vivo questo legame sempre più saldo con Riyadh. È nell'industria bellica americana che dobbiamo andare per cercare di capire questa dinamica. Ne parliamo a brevissimo dopo una interruzione. A dopo. Radio Padania è ascoltabile anche
Buonasera, bentornati a Comeback, il nostro appuntamento bisettimanale dedicato alla politica americana. È Stefano Graziosi che vi parla. Se volete intervenire, il numero da fare è 0266 20 3529. Dunque, vedevamo questi rapporti complessi tra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita. Sono rapporti complessi su cui ovviamente la risoluzione votata ieri dal Senato americano e che dovrà passare alla Camera tra oggi e domani peserà ulteriormente. Questi rapporti sono antichi e risalgono addirittura al 1933, quindi non certo da ieri, ma sono rapporti, lo accennavamo prima, caratterizzati nel corso dei decenni da fasi altalenanti, talvolta burrascose, o anche da fasi, come dire, diciamo, di grande concordia tra questi due stati, che non si sono mai amati troppo, ma alla fine in un certo qual modo è come se costantemente avessero avuto bisogno l'uno dell'altro. Nel corso della guerra fredda, Washington e Riyadh riuscirono a trovare una convergenza soprattutto su due punti. Ovviamente è noto l'approvvigionamento energetico e quindi sostanzialmente il petrolio, e dall'altra parte il fatto che Riyadh presentasse una collocazione geopolitica e quindi internazionale dalla chiara linea anticomunista, e quindi Riyadh ha rappresentato sempre uno dei principali pilastri delle alleanze strategiche americane nel Medio Oriente. L'altro grande pilastro un tempo era la Persia, fino poi alla caduta dello Shah nel 1979. In particolare ci fu un fortissimo avvicinamento poi tra Riyadh e Washington a cavallo tra gli anni 80 e l'inizio degli anni 90, in particolare su due punti: quando l'Unione Sovietica invase l'Afghanistan e poi durante la guerra del Golfo. Addirittura in occasione della guerra del Golfo l'allora presidente americano George Bush Senior, che lo accennavamo prima, con i sauditi ha sempre intrattenuto delle ottime relazioni anche personali. Ebbene, Bush all'epoca decise di dislocare sul territorio saudita diverse migliaia di soldati americani, ufficialmente a scopo difensivo, e questi soldati poi sono anche aumentati nel corso degli anni 90, creando non pochi problemi, non pochi attriti con il regime di Riyadh. La popolazione locale non era molto contenta di avere questi soldati tra i piedi, e se ricordate, quando Bin Laden attaccò gli Stati Uniti, utilizzò anche la presenza di questi soldati sul territorio saudita tra le motivazioni del suo atto terroristico e della sua più generale guerra appunto contro Washington, tant'è che poi nel 2003 l'allora segretario alla difesa dell'amministrazione di Bush figlio, Donald Rumsfeld, si vide quasi costretto ad annunciare il ritiro di quelle truppe dal territorio saudita. Questa è stata una delle motivazioni di attrito tra i due stati, ma poi ce ne sono appunto risultate anche altre. Pensiamo soltanto, appunto, lo citavamo prima, agli attentati alle Torri Gemelle l'11 settembre del 2011. Da allora, ecco, una buona parte del mondo politico americano ha iniziato a guardare con sempre maggior sospetto
Egitto, l'Arabia Saudita, e poi tornando poi al 2003 anche l'invasione dell'Iraq promossa dall'amministrazione Bush su mandato del Senato americano. Ebbene, anche quell'invasione non piacque molto a Riyadh, e Riyadh che rimase piuttosto scettica, fredda, addirittura cercò quasi di opporvisi. Quindi questo è il tema. Sono Stati Uniti e Arabia Saudita due nemici amici che hanno grandi interessi geopolitici in comune, ma anche grossi contrasti e grosse divergenze. Quando poi salì al potere in America Barack Obama, lo stato delle relazioni tra i due paesi è addirittura peggiorato, diciamo, ha raggiunto i minimi storici. E questo perché? Perché durante la presidenza di Barack Obama i dossier divisivi con Riyadh erano svariati e anche in un certo qual modo decisivi. Innanzitutto i sauditi non hanno mai perdonato a Obama di non essere intervenuto militarmente nel 2013 contro Assad in Siria. Ricorderete, in quel momento c'era stata l'accusa secondo cui appunto Assad avesse utilizzato delle armi chimiche contro i ribelli. Iniziò una mezza mobilitazione internazionale, sia la Francia che la Gran Bretagna iniziarono a premere fortemente affinché Obama intervenisse militarmente, e anche quello che all'epoca era il nuovo segretario di Stato, cioè John Kerry, che nel secondo mandato di Obama aveva preso il posto di Hillary Clinton. Ebbene, John Kerry cercò in tutti i modi di spingere Obama ad intervenire militarmente contro Assad, eppure Obama all'ultimo momento si tirò indietro, non ne volle sapere. In una lunga intervista rilasciata poi nel 2016 a The Atlantic, Obama spiegò le motivazioni di quel gesto. Era rimasto scottato dalla crisi della Libia 2 anni prima, crisi libica che lui, anche su, diciamo, spinta della Clinton, aveva contribuito a creare, e pare che, anzi per stessa ammissione di Obama, lui consideri l'intervento in Libia nel 2011 come il peggior errore della sua presidenza, e quindi per evitare di replicare quell'errore nel 2013 evitò di intervenire in Siria, ovviamente suscitando le ire di Riyadh, che con Assad non ha poi questi grandi rapporti, diciamo, non ha rapporti molto idilliaci, e usiamo un eufemismo. L'altro grande punto di attrito tra Obama e i sauditi poi riguardò l'apertura che la Casa Bianca in quel periodo portò avanti verso l'Iran, che, come dicevamo prima, dell'Arabia Saudita è il principale avversario nello scacchiere mediorientale per motivazioni religiose, per motivazioni geopolitiche e ovviamente finanche economiche. L'apertura all'Iran e il successivo accordo sul nucleare, che venne siglato da John Kerry nel 2015, vennero vissute come un vero e proprio schiaffo da parte degli Stati Uniti al regime saudita. I sauditi se la legarono fondamentalmente al dito, anche perché interpretarono la cosa come la volontà da parte di Washington di trovare in qualche modo una nuova via diplomatica, un nuovo pilastro su cui basare la propria influenza in Medio Oriente, che non fosse per l'appunto la stessa Arabia Saudita. In tutto questo poi, dal punto di vista economico, lo accennavamo prima, la dipendenza statunitense dal petrolio saudita negli ultimi anni si è un po' ridotta per tutta una serie di circostanze, ed è ovvio che questo ha fatto sì che Riyadh avesse in qualche modo meno presa, meno influenza sugli stessi Stati Uniti.
A quel punto poi ci fu la campagna elettorale del 2016, Hillary Clinton contro Donald Trump. Come diciamo prima, l'Arabia Saudita si schierò convintamente a favore di Hillary Clinton, arrivò anche a finanziarla in buona sostanza, e diciamo che le motivazioni che spinsero Riyadh in quella direzione andavano ben al di là dei rapporti personali di cui prima parlavamo con la famiglia Clinton o con la stessa fondazione Clinton, fondazione privata della famiglia. Erano ragioni innanzitutto di carattere geopolitico. La Clinton nel 2016, ricorderete, portava avanti una posizione in politica estera, per così dire, molto tradizionale, che quindi continuava a vedere nell'Arabia Saudita un elemento essenziale dell'influenza americana in Medio Oriente. In secondo luogo, poi, c'era anche da dire che Donald Trump avesse, diciamo dal canto suo, scelto una prospettiva diametralmente opposta. Donald Trump, durante la campagna elettorale del 2016, disse cose terribili, molto dure nei confronti dell'Arabia Saudita. Era addirittura più cattivo, tra virgolette, di Bernie Sanders, il candidato della sinistra, che diceva cose altrettanto negative verso Riyadh. Trump attaccò a testa bassa il regime saudita, disse che era fondamentalmente colluso con l'organizzazione degli attentati dell'11 settembre e lo accusò poi ovviamente di sostenere la campagna elettorale della sua avversaria Hillary. Eppure, dopo la vittoria, dopo l'insediamento alla Casa Bianca nel gennaio del 2017, Trump ha fatto su questo punto marcia indietro. Diciamo che guardando a questi 2 anni di presidenza, forse il dossier saudita è quello in cui l'attuale presidente americano ha compiuto un'inversione a 180 gradi. Solitamente questo presidente cerca, nel bene o nel male, di mantenere le sue promesse elettorali. Lo abbiamo visto in politica interna, pensiamo alla riforma fiscale, lo abbiamo visto in politica estera, pensiamo a quando ha riconosciuto Gerusalemme capitale di Israele. Queste erano tutte promesse fatte in campagna elettorale. E anche laddove non riesce per oggettivi limiti a mantenerle in toto, pensiamo alla distensione con la Russia, però cerca comunque di arrabattarsi mantenendo una posizione pragmaticamente cerchiobottista. Con Putin lui fa un passo avanti, 2 indietro, un passo avanti e 2 indietro. In questo modo cerca comunque di mantenere fede alla sua linea originaria. Con l'Arabia Saudita no. Con l'Arabia Saudita, appunto, ripeto, è il caso proprio eclatante in cui questo presidente ha agito in totale contraddizione con quello che aveva affermato in campagna elettorale. Tant'è che nel maggio del 2017 Trump ha compiuto una visita di Stato a Riyadh e in occasione di quella visita di Stato ha firmato un accordo in armi dal valore di 110 miliardi di dollari. Un accordo rispetto a cui il principale intermediario è stato suo genero, il marito di Ivanka, Jared Kushner. E un accordo di cui hanno beneficiato i principali colossi dell'industria bellica americana, da Lockheed Martin a Boeing. Quindi qui viene chiamato in causa quello di cui parlavamo prima, cioè dell'influenza che questi colossi storicamente hanno avuto e probabilmente continueranno ad avere nell'ambito della politica estera americana. Quando l'allora presidente repubblicano Dwight Eisenhower lasciò la Casa Bianca nel 1961, tenne
il consueto discorso d'addio, e in quel discorso lui mise in guardia la nazione dallo strapotere che stava acquisendo quello che lui definì il complesso militare industriale, quel complesso che effettivamente dagli anni 60, ma in realtà già dagli anni 50, dalla guerra di Corea, quel complesso che appunto dagli anni 50 iniziò ad acquisire una sempre maggiore influenza nelle scelte che la Casa Bianca, attraverso poi varie amministrazioni di vario colore, adottava nelle sue scelte di politica estera. I critici in America, soprattutto appartenenti alla sinistra del Partito Democratico, attribuiscono a questo complesso militare industriale i grandi problemi, per esempio, della politica estera americana, come non so, la guerra in Vietnam o come la stessa invasione dell'Iraq nel 2003. Come che sia, questo è un tema, diciamo così, molto spinoso, anche perché ricordiamoci sempre che gli Stati Uniti sono il principale esportatore di armi al mondo, e se andiamo a vedere i dati, l'Arabia Saudita figura nel quadriennio 2013-2017, figura al secondo posto dopo l'India tra i principali importatori di armi al mondo, e a sua volta il maggiore fornitore di armi che l'Arabia Saudita ha sono, guarda caso, proprio gli Stati Uniti d'America, che le coprono circa il 60-61% del fabbisogno di armi totali, armi che poi spesso vengono, soprattutto in questi ultimi anni, in questi stessi mesi, utilizzate nel sanguinoso conflitto yemenita, su cui, ricordiamo, la risoluzione del Senato americano di ieri si è espressa in modo così negativo. E quindi questo viene anche in un certo senso ad intrecciarsi con un'altra questione, un altro problema attualissimo, cioè la scelta che il presidente Trump ha attuato nelle ultime ore, cioè quella di bloccare alla fine i 737 MAX 8, gli aerei della Boeing, dopo il disastro aereo avvenuto qualche giorno fa in Etiopia. Nelle ultime ore Trump era stato, come dire, piuttosto attendista, aveva scritto un tweet abbastanza critico verso la Boeing, ma si era, come dire, astenuto dal prendere decisioni che invece avevano preso altri paesi a livello mondiale. Adesso si è deciso, pare che abbia avuto anche un colloquio con l'amministratore delegato della società. Ecco, il caso della Boeing in America è molto, come dire, molto esemplificativo, al di là della questione dell'incidente, ma questo elemento non solo dell'incidente, ma la decisione di Trump, presa da Trump, di lasciare a terra questi aerei, bisognerà vedere se avrà poi delle ripercussioni a livello politico-economico, perché Boeing, insieme a Lockheed Martin, rappresenta uno dei principali contractor del governo statunitense per commesse di svariati milioni. Adesso vado a memoria, ma se non ricordo male, nel 2017 il giro d'affari in quanto contractor del governo americano che Boeing ha avuto si è aggirato intorno ai 22-23 miliardi di dollari in un anno, per cui non parliamo certo di quisquiglie da questo punto di vista, senza poi dimenticare che Trump abbia spesso in questi 2 anni nominato anche delle figure vicine alla grande industria bellica americana all'interno della stessa amministrazione. Pensiamo soltanto che l'attuale segretario alla difesa pro tempore, che sta sostituendo il segretario dimissionario James Mattis, che appunto ha lasciato qualche mese fa, ebbene il nuovo segretario della difesa pro tempore, Patrick Shanahan, è
sostanzialmente un ex uomo della Boeing proprio. Quindi adesso bisognerà vedere che cosa succederà, perché la Boeing con questo disastro aereo, con l'ultimo disastro aereo, negli Stati Uniti sta avendo problemi non solo nei rapporti con la Casa Bianca, quella stessa Boeing che ha usufruito di quell'accordo siglato da Trump con i sauditi a maggio del 2017, ma sta avendo anche dei problemi con il Congresso. E vedete, finché sono i democratici di sinistra come Bernie Sanders, come la senatrice del Massachusetts Elizabeth Warren ad attaccare un colosso come questo, vabbè, dice non cambia granché, niente di nuovo sotto il sole. Il punto è che adesso anche diversi esponenti del partito repubblicano se la stanno insomma abbastanza prendendo con questo colosso. Uno di questi è un repubblicano classico e non certo amico di Trump, lo abbiamo visto nelle nostre scorse puntate, come il senatore dello Utah Mitt Romney, che è stato piuttosto duro nei confronti di Boeing, per esempio l'altro ieri. Quindi il tema qui è che questa grande industria bellica potrebbe, come dire, uscire da tale crisi, non dico proprio limitata, ma magari parzialmente ridimensionata in quelle che sono le sue storiche influenze politiche nell'ambito del Campidoglio e della stessa Casa Bianca. Perché ricordiamo che le connessioni sono numerosissime, vanno al di là della stessa amministrazione Trump. Si pensi solo che a fine febbraio, quindi neanche un mese fa, nel consiglio d'amministrazione di Boeing è entrata a far parte l'ex governatrice del South Carolina ed ex ambasciatrice all'ONU repubblicana Nikki Haley. Quindi questo per dirvi che la connessione tra la politica americana in senso lato e questi grandi colossi dell'industria bellica è molto forte e bisognerà vedere se Trump adesso cercherà in qualche modo di ridimensionarne il ruolo, perché vedete, se Trump sotto alcuni aspetti è stato quasi costretto, poi ovviamente c'è anche un fattore di libero arbitrio, ma c'è stato quasi costretto a far buon viso a cattivo gioco con questo complesso militare industriale, dall'altra parte per lui non è stata una scelta o una necessità indolore, perché questo complesso militare industriale, come vi ripeto già diceva Eisenhower nel 61, ha coartato, cerca di coartare, di influenzare in modo molto forte la politica estera di un presidente Trump che dall'establishment di Washington è visto come un eretico. È ovvio che questo complesso militare industriale non ha mai guardato di buon occhio al tentativo di distensione che Donald Trump ha cercato e sta cercando di portare avanti con alcuni degli storici nemici dell'America. Penso alla Russia, penso alla Corea del Nord, tanto per fare i due nomi più eclatanti, perché il complesso militare industriale cerca ovviamente di mantenere vivo e in piedi il clima della guerra fredda, quel clima che sia Trump oggi che in parte Obama ieri avevano in qualche modo cercato di superare. Se voi ricordate, Obama quando avviò il cosiddetto reset con la Russia era il 2009. Nel 2009 lui disse: va bene, adesso lasciamoci alle spalle con la Russia le vecchie incomprensioni e cerchiamo di avviare una nuova fase di distensione, cioè quello che sta cercando di fare Trump oggi. Ebbene, il reset con la Russia poi fallì miserevolmente, quello di Obama quantomeno, nel 2014 con la crisi dell'Ucraina, e secondo diversi analisti anche lì ci fu una specie anche di zampino della grande industria bellica americana che aveva tutto l'interesse a che la crisi ucraina esplodesse nella maniera più virulenta possibile. Poi è ovvio, si tratta di fenomeni molto complessi, non è quella l'unica causa, ma sicuramente ci ha messo del suo. Quindi se noi andiamo a
vedere qual era quantomeno l'intento originario della presidenza Trump, che era un intento realista, pragmatico, non pacifista, ma appunto realista, cioè la volontà di dire basta con delle logiche che ormai appartengono a un mondo tramontato, cioè a un mondo che conosceva il muro di Berlino e il bipolarismo. Quelle logiche lì oggi stanno non è che stanno tornando, restano in piedi, perché questa grande industria in qualche modo preme, e sta premendo anche questo presidente. Il caso della Boeing potrebbe rappresentare un grimaldello che Trump potrebbe essere in grado di usare, spalleggiato magari anche da diversi deputati e senatori del Congresso americano, per limitare l'influenza di questi colossi e tornare a quella politica estera kissingeriana che rappresentava in qualche modo il suo cavallo di battaglia nel 2016. Io vi saluto, vi do appuntamento alla settimana prossima, lunedì alle 18. Una buona serata da Stefano Graziosi. Come back. In the name of democracy, fight for a new world. Avete ascoltato Come Back.